Buonasera a tutti amici da Napoliello87 e Forza Napolese. Allora, lo sa, non parlo solo del Napoli, del nostro amato Napoli, che parlo principalmente del Napoli, voglio. Però sono qui per parlare delle altre squadre, perché ovviamente a me piace il calcio in generale e in questo canale si parla anche di altre squadre, non solo del nostro Napoli, voglio. Partiamo dalla notizia di calciomercato che riguarda il Lecce, voglio. Allora, tornato in Serie A, dopo due promozioni consecutive, il Lecce comincia a muoversi sul calciomercato per rinforzare la squadra, vista la prossima stagione che infatti si giocherà la Serie A. In tal senso il primo colpo potrebbe essere Ija Nestorowski. Nestorowski, per chi non lo sa, è l'attuale attaccante del Palermo. È nazionale macedone. Prima punta, il Lecce si è già mosso per acquistare l'attaccante attuale del Palermo, in cui è autore di 14 gol nell'ultima stagione in Serie B, 14 gol. Per una punta ovviamente in Serie B è buono, 14 gol, comunque è andato in una buona cifra, ha fatto 10 gol, più di 10, è quasi andato sui 20 gol, che direi abbastanza buono per una punta che poi dovrà lottarsi la salvezza il Lecce. Non è che il Lecce viene in Serie A, poi il calcio lo sai è strano, però il Lecce parte da lì per lottarsi la salvezza. E Nestorowski secondo me lo ritengo un buon attaccante per il Lecce, un ottimo attaccante per il Lecce, ovviamente per una squadra così ci sta a pennello. Nestorowski si tratterebbe di un ritorno in Serie A, appunto dopo la positiva esperienza del 2016-2017 che ha chiuso la retrocessione con il Palermo. Nel 2016-2017 appunto giocava nel Palermo, in cui è stato retrocesso il Palermo, in cui ha fatto 11 gol però Nestorowski con il Palermo. Niente male, 11 gol con il Palermo, però nonostante gli 11 gol non sono bastati per far salvare il Palermo. Ovviamente non solo Nestorowski ti può fare una squadra, però io quando l'ho visto giocare al Palermo, quando l'ho visto giocare qualche partita con la Macedonia, a me onestamente per una squadra come il Lecce va benissimo. Secondo me sarebbe un gran colpo per il Lecce lì in attacco. Questo è. Ora parliamo di una squadra che ha altre ambizioni più alte, che parla il DS del Cagliari, spinge Barella verso l'Inter. Parliamo dell'Inter, ovviamente con il Cagliari, che chiede Eder. Allora, se ne parla ormai da giorni, a confermare la trattativa che ormai dura da tempo. È proprio una delle dirette interessanti. Nicolò Barella è tra i principi obiettivi dell'Inter, questo si sapeva. Circolavano già le voci che l'Inter era su Nicolò Barella. Direttore sportivo del Cagliari ai microfoni di Sport Italia, c'è una trattativa, c'è un interesse vero, è inutile negarlo, ha spiegato così. Le trattative non sono mai né vicine né lontane, c'è un interesse sincero però da parte dell'Inter. Barella non ha chiesto assolutamente nulla, è un ragazzo intelligente e attaccato alla nostra maglia, sta pensando alla nazionale. Ovviamente uno è professionista, poi quando arriverà l'offerta e quando ci sarà diciamo l'accordo fra le società, allora il giocatore si muoverà. Però ovviamente penso fanno piacere le voci di mercato che girano, nei suoi interessi. Ovviamente l'Inter è molto più squadra del Cagliari, con tutto rispetto per il Cagliari. Il Cagliari è una squadra che ha lottato quest'anno per la salvezza, ha preso una salvezza tranquilla, diciamo, no? Secondo me ha lottato bene anche per una metà classifica. Ha fatto un buon campionato, ha fatto più di quello che potevi aspettarti. Stiamo capendo solo se ci siano le condizioni. Lui non può che essere lusingato dall'interesse di grandi club. Appunto, come ho detto, gli fa molto piacere sentirsi considerato un grande dai club importanti. È inutile entrare nei dettagli, se ci sono condizioni magari si riescono contropartite tecniche. Appunto, nelle contropartite tecniche l'Inter ha pensato di inserire Eder, che deve rientrare dalla Cina, mi sembra sta giocando in Cina, ora mi ricordo come si chiama, non lo so come si chiama, che è la squadra là, insomma non so parla cinese, non so mangia cinese, ogni tanto una mangiata
i cinesi, spaghettine o sushi, shwaka, tu giapponese o cinese, però insomma viene da quella squadra lì, non so tu, comunque Eder lo ricordate nell'Inter, ha giocato nell'Inter, nella Sampdoria, con la nazionale italiana, italo-brasiliano, che poi ha preso parte della nostra nazionale, sarebbe una contropartita molto gradita per il Cagliari, Eder. Alla società del Cagliari sembra che piace moltissimo Eder. È un ragazzo forte, è un ragazzo di livello e piace moltissimo, dice il presidente del Cagliari. Chissà che magari si mettono d'accordo Inter e Cagliari per fare questa contropartita, o eventuali soldi ovviamente. Eder più qualcosa al Cagliari per Barella, Secondo me sarebbe un colpaccio per l'Inter, perché Barella, è vero che non è, ora come ora non è un top player, ma ha tutte le potenzialità per diventarlo, è un giocatore forte, anche in nazionale l'ha fatto vedere, ha qualità, ha tecnica, ha palleggio, è un bel giocatore e io nell'Inter ce lo vedo anche bene, ovviamente l'Inter ha bisogno di centrocampisti, perché secondo me ha una difesa e un portiere messa bene, quello che deve puntare è il centrocampista. Ovviamente già sappiamo che in attacco si sta muovendo, il Cagliari perderebbe un buon pezzo lì a centrocampo, però si andrebbe a rinforzare ancora di più in attacco, dove c'ha Pavoletti, affiancherebbe Der. Questo è tutto, fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti, lasciate un bel like se vi è piaciuto il video e venite sotto il video ed iscrivetevi al canale di Napulello87. Buonanotte a tutti da Napulello87 e forza Napolès!